Conti su Lautaro Martinez. Secondo me è una visione uniforme da parte di tutti noi. Secondo me dipende da quello che aveva. Cioè, l'arbitro era convinto che l'avesse preso col piede a martello. Allora, diciamo una cosa, praticamente con il piede alto non lo prende, ma lo prende col piede basso, e molto spesso quando lo prendi con l'altro piede viene dato il giallo, ma questo può anche essere considerato rosso, secondo me, perché Collina una volta mi aveva detto: quando intervieni da dietro e c'è pericolo di incolumità per il tuo avversario, l'intervento negligente e pericoloso può essere sanzionato come rosso. E qui l'intervento di Conti, che è comunque imprudente, rischia di fare male a Lautaro. Secondo me il rosso lo potevi anche tenere. Perché forse non tiene il rosso? Perché potrebbe esserci stato questo tipo di dialogo. Tu che cosa hai visto? Bravo, Ho visto che l'ha colpito con la gamba alta. No, guarda che è l'altra, lo vado a rivedere. Capito? Cioè, se l'arbitro ha visto una cosa sbagliata, però secondo me l'arbitro, rivedendo questo tipo di azione, però si era fatto un'idea su una convinzione sbagliata, allora è portato psicologicamente a cambiare, no? Poi Intervento da dietro, in scivolata, con la gamba molto alta, espulsione. Domanda, prima che vado avanti: come la vedete voi? E chiedo ai tifosi della Juve, del Milan, dell'Inter, del Napoli, della Roma, a tutti, come la vedete? Siete d'accordo con l'espulsione? Siete d'accordo con l'ammonizione? Qualunque sia la vostra risposta, c'è qualcosa che non va. Stai rosicando. Meret su Cristiano Ronaldo, espulso, non lo prende, a differenza di Conti che lo prende, col piede sbagliato però. Meret non lo prende, ma viene espulso lo stesso, e non si controlla il VAR. O, più probabilmente, il VAR dice: hai fatto bene. Come si giustifica questa decisione? Si sfogliano i regolamenti, andiamo a cercare bene queste situazioni qua. Giornalisti, si giustifica dicendo che l'intenzione del fallo è abbastanza. Non c'è bisogno di vedere se lo prende o no. C'è l'intenzione del fallo. Va benissimo, grande decisione, grande lettura. Quindi, se l'intenzione del fallo basta per espellere un giocatore, che il fallo non lo fa, e Ronaldo vola, ma che deve fare Ronaldo? Si deve far spezzare la gamba, perché quello gli avrebbe spezzato la gamba. L'intenzione basta. Se l'intenzione del fallo basta per espellere un giocatore, Conti deve essere espulso e il VAR chiama, vieni a vedere, dai il giallo o dai il rosso, è uguale. Sono situazioni al limite, qualcuno si lamenta, qualcuno dice ha fatto bene. La discrepanza nei media è lì che cadete sempre. È lì. È il giornalista che si fa in quattro per giustificare qualsiasi decisione che sia pro Juve. È incredibile, è agghiacciante. In questo caso l'Inter ha vinto. Non protesteranno, non se ne fotteranno altamente di questa situazione qua. Nessuno dirà niente. Va bene. Non va bene. Se ne parla. Il discorso Meret io lo volevo abbandonare, ma se ne parla, perché voi siete pure sfortunati che per ogni stronzata che fanno a vostro favore, dopo pochi giorni succede una cosa uguale o simile, episodio che si può comparare, e cadete sempre, perché c'è sempre una disparità. Se ha fatto bene il VAR, perché ho sentito i complimenti in diretta, grande lettura dell'arbitro e collaborazione del VAR, perfetti. Se ha fatto bene il VAR a cambiare il cartellino rosso in cartellino giallo, perché quello non lo prende. Cosa ha fatto il VAR? Meret Ronaldo? Niente. Se invece non ha fatto bene, allora basta l'intenzione del fallo. Signori, voi potete continuare a dire rosichi. Ho spiegato in un commento a uno, io ho rosicato una volta sola, quando in Inter Juventus Pjanic in faccia a Orsato non è stato espulso, perché lì la partita cambia, l'Inter stava dominando in inferiorità numerica. Lì ho rosicato, sì, assolutamente ho rosicato. Perché? Perché mi stavo giocando lo scudetto e il mio Napoli meritava l'anno scorso di vincere lo scudetto, per quanto fatto sul campo, per quanto rinunciato in Europa, per il dare il 200% da parte di tutti, individualità che sono andate oltre le loro possibilità tecnico-tattiche. Lì ho rosicato, sì, lo ammetto tranquillamente. Norma, fa parte proprio del calcio rosicare. Ma non rosico quando questa cosa succede con l'Atletico Madrid, non mi fotte. Anzi, meglio che la Juve vinca, così si levano dai coglioni, si rilassano un attimo e non hanno questo assillo della Champions League, che poi è quello che li porta a fare queste cose in campionato. Questo è meglio che vi vincetela, vi prego, vi scongiuro, questo è l'anno vostro. Hanno eliminato Real Madrid, Paris Saint-Germain, mo affrontate l'Ajax, magari passa il Porto, fate una bella semifinale col Porto. Non lo so, non ho seguito i sorteggi. Vincetela, non rosico.
Assolutamente, vinco un'altra cosa di soldi perché me ne sono giocate chiaramente. Non rosico e non rosico qua perché che vuoi rosicare? Inter, Milan, voglio capire. E non rosico con Meret perché il Napoli stava a meno 13, meno 6. Che cambia? A noi in questo momento interessa la Coppa UEFA. Non è rosicare, è ripetere le cose come stanno e fare cronaca e mettere tutto questo negli archivi, agli atti, perché io ho una memoria di merda e i miei amici lo sanno. Io dimentico tutto dopo poco tempo e questo purtroppo avviene anche per quanto riguarda gli episodi calcistici. Io mi scordo le cose. Per esempio c'era quell'intervento di Buffon, mi pare che era contro il Verona, era l'ultima partita di Buffon. Buffon travolge l'avversario, non danno il rigore, fanno finta di niente perché è l'ultima partita di Buffon. E io quell'episodio me l'ero completamente dimenticato. Però qualcuno su Facebook lo postò e quindi dico, oh cazzo, hanno fatto pure questo e chi se lo ricordava più. Quindi tutti questi video non sono per rosicare, sono per ricordare, sono per analizzare, sono per lasciare a voi i commenti della realtà dei fatti che si ripete costantemente da sempre. Negli ultimi anni noi siamo le vittime perché siamo quelli più vicini, ma negli anni è capitato al Milan, l'ultima è quella di Montari, ma è capitato all'Inter, è capitato alla Roma, alla Lazio, al Bologna, al Verona, alla Fiorentina e chi ne ha più ne metta. Quando lotti con questi qua non c'è niente da fare. Niente. Se hanno deciso a tavolino che quell'anno devono vincere per forza, vincono. In un modo o nell'altro. Non rosico. Analizzo, vi lascio la parola, insultate, fate, non cambia nulla, la mia vita non cambia. Da New York, Valerio Fluido è tutto, non so nemmeno, magari questo lo posto domani, non lo so nemmeno, se non voglio fare troppa... Siete pessimissimi, che non si può dire. Ma nel vostro caso lo conio, questo termine. Lo conio, sì. L'ho coniato. Dici, non lo coniassi, dici, no, l'ho coniato. L'intenzione del fallo. Basta l'intenzione del fallo. Mica lo deve prendere per forza per essere espulso.